Numero 11 Ciferin, poi il 7 Pasquale che ora è proprio davanti a Cacciola. La Furno al volo, Rovito ha cercato di servire Furno che può andare al tiro dell'arbitro. Vediamo Rovito, la parata del portiere. Bene la partita. Anticipo sulla Saraniti della De Angelis che allarga, poi rimette il gol del vantaggio, bella combinazione. La conclusione, ci mette il piede la Cacciola, a 3 alla fine la fermano, poi c'è ottimo pallone che era di Fragola e il gol di Saraniti. Ci ha tentato 2 volte, la prima ha chiuso il portiere Antonaci. È stata brava Fragola a vederla libera davanti alla porta e arriva il primo gol interno della formazione lametina. Finalmente si sblocca la formazione lametina per un attimo. La conclusione, la respinta ancora di Cacciola, la formazione lametina per il momento, poi ecco l'imbucata era per Dalla Villa. Sulla destra, oh, grande parata di Cacciola e poi arriva sulla ribattuta il 2-1 segnato da Rocio. Pasquale riesce a dare davanti alla porta e grande intervento di Fragola. La conclusione e trova la rete la Luciani. Se ne va, Fragola può mettere al centro, anticipata, allarga per Dalla Villa, sulla fascia lo scambio, la triangolazione, l'apertura a sinistra. De Angelis se ne va, alla conclusione la parata in 2 tempi. Abbiamo perso palla, Pasquale perde l'attimo giusto, poi la conclusione di Luciani ribattuto dalla Fragola. Facilmente la Luciani poi va al centro, grande giocata in velocità la De Angelis, la conclusione mette al centro Rovito, ha chiuso, no, e c'è il gol. C'è il gol, Gatto verso Saraniti di testa, può dare dietro a Ferrara che va alla conclusione dalla distanza. È entrata al numero 27 Verzulli, recuperato palla ora Pasquale, mette al centro per l'entrata in scivolata di Ferrara e finisce qua la gara sul punteggio di 5-1 per la formazione delle città di Falconara sulla Royal Team Lamezia. Non basta l'impegno, ci vuole sicuramente qualcosa di più per cercare di ottenere punti.